La scuola e la legalità, questo è il tema di un convegno organizzato dall'Associazione Nazionale Presidi Sezione di Agrigento, che ha visto la presenza di Dario Vassallo, fratello del sindaco pescatore Angelo, ucciso dalla mafia. Si è svolto stamani a Favara una manifestazione per ricordare l'80° anniversario della morte di Calogero Marrone, giusto tra le nazioni. 3 le operazioni concluse dai carabinieri di Agrigento in provincia, a Burgio, Canicattì e Menfi. La Guardia di Finanza di Caltanissetta sequestra hashish con l'arresto di 2 persone per spaccio di droga nell'Agrigentino e nel Nisseno. In arrivo a Licata i finanziamenti per la messa in sicurezza del fiume Salso dopo le recenti esondazioni. Soddisfazione dell'onorevole Cambiano per lo sblocco dei fondi da parte della Protezione Civile siciliana. È definitivo per le elezioni dei vertici dei liberi consorzi in Sicilia, stabilisce il decreto del presidente della regione Schifani. Si festeggia oggi San Valentino, la festa degli innamorati. Si è spento improvvisamente Aurelio Patti, esponente agrigentino del mondo della cultura, figura di spicco della tradizione siciliana. Buongiorno, benvenuti con un nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi, venerdì 14 febbraio. Si è svolto stamani presso il Palacongressi di Agrigento il primo di una serie di appuntamenti programmati dall'Associazione Nazionale Presidi della provincia di Agrigento, diretto dalla professoressa Rosaria Provenzano, un incontro con Dario Vassallo, autore del libro Il vento tra le mani, dedicato al fratello Angelo, il sindaco pescatore di Pollica, ucciso dalla mafia. Noi abbiamo seguito l'evento. Si è svolto stamani presso il Palacongressi del Villaggio Mosè di Agrigento il primo di una serie di eventi inseriti nel programma di ANP per Agrigento Capitale della Cultura. L'Associazione Nazionale Presidi Provincia di Agrigento avrà come tema l'incontro e il rapporto tra scuola e legalità e ha visto come protagonista Dario Vassallo, autore del libro Il vento tra le mani, dedicato alla figura di Angelo Vassallo, il sindaco pescatore ucciso dalla mafia. L'evento offrirà un'importante occasione di dialogo tra gli studenti delle scuole agrigentine e l'autore per approfondire la storia di un uomo che ha difeso con il coraggio i valori dell'onestà, dell'amore per il proprio territorio e per la comunità. Oggi la prima delle iniziative organizzate dall'Associazione Nazionale Presidi della struttura provinciale di Agrigento, che ha inteso insieme a tutti i colleghi dirigenti scolastici promuovere un programma di iniziative che accompagneranno questo anno solare 2025 dedicato ad Agrigento, capitale della cultura. Si parla di cultura, per noi è un bene inestimabile, la finalità principale delle nostre scuole, ma certamente anche del vivere civile, e le scuole non potevano non esserci. Siamo particolarmente contenti della manifestazione odierna per la importanza, rilevanza del tema che viene rappresentato con una testimonianza di Dario Vassallo, il fratello del sindaco pescatore Angelo Vassallo, ucciso nel 2010 da mano mafiosa e sicuramente malavitosa. Ma siamo ulteriormente contenti perché oggi abbiamo, seppur con un'organizzazione curata a distanza e online, la presenza di 1000 studenti in rappresentanza della scuola agrigentina, Agrigento città con gli istituti comprensivi e superiori e le scuole anche dei vari comuni della provincia. È un grande successo che va nella direzione della crescita dei nostri alunni, dei nostri studenti e dei nostri ragazzi, ma sicuramente va nella direzione del miglioramento dei nostri territori. Noi ci auguriamo che questa occasione di Agrigento Capitale della Cultura non sia solo un momento per lamentarci delle nostre doglianze, ma che possa per tutti noi avere un momento di orgoglio, di riscatto per far vedere la parte più bella. Organizzerete altri eventi in questo senso? Assolutamente sì, il prossimo mese, un mese da oggi, avremo Gero Grassi, già componente della commissione d'inchiesta sul caso Aldo Moro. Il 15 aprile ci sarà la neuroscienziata Daniela Lucangeli, a maggio la Summer School sulla comunicazione aumentativa alternativa come diversa forma di comunicazione. Istituiremo, ci auguriamo di iniziare quest'anno, il percorso dello studente agrigentino e tante altre iniziative che le scuole mettono sempre in campo, perché certamente non ci mancano le buone pratiche e sicuramente non ci mancano le migliori intelligenze.
li farete solo ad Agrigento o saranno anche itineranti nella provincia? No, anche in questa direzione abbiamo inteso dare spazio e valorizzare appunto tutto il territorio della provincia. Non credo riusciremo a coprire 49 comuni, ma certamente copriremo sia la parte orientale che la parte occidentale della provincia, cercando di dare risalto alle scuole, ma anche ai territori nella loro particolarità e nella loro bellezza. Agrigento rappresenta il fulcro e il centro, ma ci sono posti come Menfi, Cammarata, Licata, Racalmuto che saranno certamente oggetto di nostre iniziative, alle quali ci auguriamo, oltre agli studenti, ci possa essere un'ampia partecipazione. Ecco, che messaggio lancia lei oggi ai ragazzi in questo primo incontro qui al Palacongressi dell'Associazione Nazionale Presidi di Agrigento? È un messaggio di cultura, perché la cultura è alla base di ogni cosa che l'essere umano fa, e quindi la cultura come miglioramento della propria psiche, del proprio modo di fare, del proprio modo di vivere. Quindi la cultura come arma di sviluppo non soltanto per se stessi, ma per la comunità. Parliamo anche della sua testimonianza diretta di ciò che è stato il fatto per suo fratello. Beh, l'uccisione di Angelo in effetti è una morte dalla quale sono scaturite tante energie e sono scaturite tanti, come dire, voglia di impegnarsi per questo paese. Quindi quando viene ucciso un uomo, io dico sempre, quando viene ucciso un sindaco viene ucciso lo Stato, e anche oggi stare qui ad Agrigento significa ricordare non soltanto lo Stato che esiste, ma ricordare che c'è la possibilità di fare una bella politica per tutti, non soltanto per gli eletti, tra virgolette, di caste. Si è svolto stamani a Favara, presso la Piazzetta della Pace, una manifestazione per ricordare l'80° anniversario della morte di Calogero Marrone, giusto tra le nazioni e medaglia d'oro al merito civile. Ha seguito per noi l'evento Giuseppe Moscato. Favara ricorda oggi l'80° anniversario della morte di Calogero Marrone, giusto tra le nazioni, eroe di Favara, eroe d'Italia, eroe del mondo, con la scuola, la fondazione, la città che gli rende il giusto omaggio. Sì, abbiamo ritenuto oggi, in occasione dell'80° anniversario della morte di Calogero Marrone, avere un momento nel quale noi ricordiamo questo personaggio. Per la verità tutti gli anni abbiamo fatto così, da 10 anni a questa parte. Perché vogliamo ricordare Marrone? Perché è un personaggio straordinario, un uomo di grande cuore, un uomo che era molto altruista, uno che ha avuto la forza di mettere la sua vita a disposizione degli altri che ha aiutato, e quando parlo degli altri parlo di ebrei e parlo di antifascisti, e quindi lui a queste persone diede un aiuto fortissimo, gli ha salvato la vita falsificando la carta d'identità che avevano e dandone una nuova. Giusto quindi che a futura memoria il nome di Marrone, le sue gesta, le sue azioni siano ricordate. Sì, noi non possiamo non ricordarlo. Noi vogliamo che la memoria resti sempre viva, che le nuove generazioni soprattutto conoscano che cosa è stato quest'uomo, che cosa ha fatto per l'Italia, per la democrazia e per la libertà. In nome suo c'è una fondazione. C'è una fondazione che è nata proprio per questo, per avere la possibilità di ricordarlo continuamente, anche se la fondazione è il naturale svolgimento, diciamo, dell'associazione che era stata fatta in precedenza, cioè dire l'Istituto Studio e Ricerca Calogero Marrone. C'è un tutt'uno in pratica, non c'è stato uno iato, ma c'è una unità di intenti con cui stiamo lavorando in questo periodo da alcuni anni, 3 anni a questa parte con la fondazione,
e prima con l'Istituto Marrone. Oggi siamo qui riuniti per questa marcia che parte da Piazza della Pace e arriva a Piazza Calogero Marrone. Siamo molto felici di ricordare Calogero Marrone perché è un giusto tra le nazioni. Quello che mi preme sempre ricordare di questa persona è l'esempio di coraggio che ha avuto. È importantissimo come esempio di coraggio che è riuscito a salvare tantissimi ebrei dalla deportazione. L'invito che io faccio a tutti i bambini e tutti i ragazzi che sono qui oggi, ma in generale alle persone in generale, è quello di essere coraggiosi di prendere le decisioni, non tanto quanto lo è stato lui probabilmente, ma anche un decimo basta per fare tanto nelle piccole cose, quindi siate coraggiosi ed è l'esempio più importante che ci possa dare Calogero Marrone, un esempio favarese. Educare alla libertà, fortificare la memoria attraverso un esempio vivo, fecondo e straordinario di un uomo di Favara che ha dato la sua vita per gli altri. In questo periodo storico caratterizzato dalla guerra e dall'incertezza, porre di fronte alla riflessione della scuola e dell'intera città l'esempio fulgido di Calogero Marrone ci aiuta e ci dà ancora speranza per la costruzione di un mondo più giusto. Il prefetto di Agrigento Salvatore Caccamo ha proceduto alla nomina della dottoressa Elisa Vaccaro quale nuovo viceprefetto vicario della prefettura di Agrigento, un incarico che ricoprirà in sostituzione il dottor Massimo Signorelli. La dottoressa Vaccaro vanta un'esperienza di grande valore nell'amministrazione civile dell'interno, avendo ricoperto ruoli di rilevante responsabilità, tra cui fino ad oggi quello di capo di gabinetto della prefettura di Agrigento. Tale funzione ha coordinato in modo strategico le principali attività istituzionali della prefettura, gestendo con particolare attenzione le problematiche di rilevanza territoriale, affrontando in prima linea situazioni di emergenza. Importante è stata anche la sua missione presso il gabinetto del Ministro dell'Interno nell'Ufficio Affari Istituzionali, esperienza che le ha permesso di acquisire una visione approfondita della governance centrale. Recentemente ha ricoperto anche l'incarico di Presidente reggente della Commissione Territoriale di Agrigento per riconoscimento della protezione internazionale, un ruolo di particolare delicatezza legato alla gestione delle politiche migratorie. Un incontro cordiale e franco e ricco di spunti. I vertici provinciali della CNA di Agrigento sono stati ricevuti nel Palazzo del Governo dal prefetto Salvatore Caccamo. Il servizio. I vertici provinciali della CNA di Agrigento sono stati ricevuti nel Palazzo del Governo dal prefetto Salvatore Caccamo. È stato un proficuo momento di dialogo, di confronto su dinamiche e temi di attualità che riguardano il tessuto socio-economico del territorio. Ci è sembrato opportuno e doveroso, affermano il presidente Francesco Di Natale e il segretario Claudio Spoto, dare il benvenuto al nuovo prefetto, manifestare la nostra piena disponibilità nell'ottica di un fattivo rapporto di collaborazione istituzionale. Abbiamo rassegnato a Sua Eccellenza il prefetto quelle che sono le criticità che frenano lo sviluppo di questa nostra terra e le difficoltà con cui le imprese sono costrette a misurarsi quotidianamente. Al prefetto Caccamo, a cui va il nostro ringraziamento per averci accolto, abbiamo anche espresso la massima apertura in termini di presenza e coinvolgimento, concludono Di Natale e Spoto, al fine di avviare importanti iniziative istituzionali nel segno della legalità. 2 le operazioni condotte dai carabinieri di Agrigento in provincia, una a Burgio, l'altra a Canicattì. Il servizio. 2 le operazioni effettuate dai carabinieri di Agrigento in provincia, una a Burgio, l'altra a Canicattì. A Burgio i carabinieri della sezione radomobile della compagnia di Sciacca, con il supporto della locale stazione carabinieri, hanno arrestato in flagranza di reato un 35enne del Logo, già noto alle forze dell'ordine per detenzione di arma clandestina ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, denunciato anche in stato di libertà per maltrattamenti in famiglia. L'intervento è scaturito nelle prime ore del mattino a seguito di una segnalazione per una violenta lite familiare. Giunti presso l'abitazione dell'uomo, i militari hanno accertato che lo stesso aveva aggredito e minacciato la moglie convivente di 32 anni, casalinga, utilizzando un fucile. A seguito della perquisizione domiciliare, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato un fucile da caccia calibro 12 con matricola Brasa, 28 cartucce dello stesso calibro e un ingente quantitativo
amministrativo di sostanze stupefacenti, 60 grammi di cocaina e 32 grammi di hashish e 930 grammi di marijuana. Lo stupefacente e l'arma e le relative munizioni rinvenute sono state sottoposte a sequestro. L'arrestato, espletate le formalità di rito come disposto dalla Procura della Repubblica di Sciacca, è stato tradotto presso la casa circondariale. Nel corso dell'udienza di convalida, il giudice ha convalidato l'arresto disponendo per l'uomo la misura cautelare della custodia in carcere, mentre a Canicattì i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un giovane di 21 anni residente in città, ritenuto responsabile di 2 gravi episodi di rapina aggravata commessa ai danni di 2 donne anziane. Il provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Agrigento su richiesta della locale Procura della Repubblica è il risultato di un'approfondita attività investigativa che ha consentito di raccogliere elementi indiziari a carico dell'indagato. Le indagini hanno permesso di attribuire al giovane 2 distinti episodi di delitto. Il primo, avvenuto il 7 gennaio 2025, in cui dopo essersi introdotto nell'autovettura di una signora di 97 anni ferma in sosta, l'avrebbe minacciata con una pistola a salve, costringendola a consegnargli denaro in contante e il cellulare. Il secondo, risalente al 25 giugno 2024, cui avrebbe aggredito alle spalle un'altra donna di 85 anni strappandole una collana d'oro al collo. L'accurata attività investigativa condotta dai militari dell'arma ha consentito di ricostruire le dinamiche e di identificare il presunto autore dei reati, portando all'emissione della misura cautelare. In manette 2 minorenni presunti autori di rapine e furti tra Palermo e Menfi. Tra gli altri reati contestati anche una tentata rapina in corso, nel concorso della quale la vittima è stata aggredita e picchiata ferocemente, riportando la frattura del setto nasale. La Polizia di Stato ha dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale per i minorenni su richiesta della rispettiva Procura della Repubblica a carico di 2 minori palermitani, entrambi di 15 anni, uno dei quali era sottoposto per altra causa alla misura del collocamento in comunità. I 2 minori sono ritenuti responsabili di numerosi reati contro la persona e il patrimonio e nel corso degli ultimi 2 mesi sono stati individuati quali responsabili di fatti sempre più gravi connotati da crescente aggressività. In particolare uno dei 2 minori è ritenuto responsabile di 2 rapine consumate e una tentata perpetrate tra il 5 dicembre 2024 e il 4 gennaio 2025 ai danni di alcuni esercizi commerciali del centro cittadino di Palermo. Il 5 dicembre scorso il minorenne avrebbe minacciato con un bastone i dipendenti di una farmacia, riuscendo così a impossessarsi circa 350 euro, mentre nel mese di gennaio invece avrebbe minacciato con una pistola semiautomatica i dipendenti di un esercizio commerciale, così da impossessarsi di 2100 euro. Sempre a gennaio il giovane, minacciando con una pistola il titolare di un esercizio commerciale, avrebbe tentato una rapina non riuscendo nell'intento per la resistenza opposta dalla vittima. L'altro ragazzo risulta essere indagato anche per una rapina commessa ai danni di un fattorino della società Glovo nel giugno scorso nella zona di Mondello, al quale risulterebbe aver asportato, dopo avergli procurato lesioni personali, la somma di 90 euro. A entrambi i minori invece vengono contestati alcuni episodi di furto commessi a Menfi lo scorso 29 dicembre, 5 tentati furti in concorso su autovettura, un furto consumato in concorso presso un esercizio commerciale e una rapina tentata in concorso, nel corso della quale la vittima è stata aggredita e picchiata ferocemente, riportando la frattura del setto nasale. Le indagini che hanno portato al provvedimento per i 2 sono state condotte dagli agenti della squadra investigativa del commissariato San Lorenzo e per le plurime azioni predatorie commesse nel Palermitano e dall'attività investigativa svolta dai carabinieri e la stazione di Menfi. Il racconto delle vittime e le immagini tratte dagli impianti di videosorveglianza sono stati decisivi per risalire ai 2 presunti autori dei reati contestati. Risolutivo anche l'apporto del Gabinetto regionale di Polizia Scientifica Sicilia Occidentale per la ricostruzione dell'identità dei fermati, anche attraverso il repertamento di impronte digitali. In esito all'interrogatorio di garanzia, il GIP ha confermato la misura della custodia in carcere per i 2 minorenni. E i finanzieri del comando provinciale della Guardia di Finanza di Caltanissetta hanno sequestrato circa 2 kg di hashish e arrestato 2 persone nel corso di un'operazione denominata Delivery Express, già avviata nel mese di gennaio,
finalizzata al contrasto del traffico di droga nelle piazze di spaccio nissene e agrigentine. L'approfondimento. I finanzieri del comando provinciale della Guardia di Finanza di Caltanissetta hanno sequestrato 2 kg di hashish e arrestato 2 persone nel corso dell'operazione denominata Delivery Express, avviata nel mese di gennaio e finalizzata al contrasto del traffico di droga nelle piazze di spaccio del Nisseno. Le Fiamme Gialle del gruppo di Caltanissetta, con l'ausilio della tenenza di Mussomeli, attraverso preliminari attività di controllo e analisi del territorio, hanno individuato e bloccato in flagranza di reato 2 cittadini, uno originario di Mussomeli e l'altro della provincia di Agrigento, che trasportavano circa 1,6 kg di hashish a bordo della propria auto. La sostanza è stata trovata dai finanzieri in involucri confezionati in modo che avrebbero potuto consentire di eludere eventuali controlli o segnalazioni da parte di unità cinofile. Le successive perquisizioni domiciliari permettevano di rinvenire ulteriori 400 grammi di hashish e marijuana. I responsabili, su disposizione dell'autorità giudiziaria, sono tratti in arresto e successivamente il GIP, condividendo le evidenze investigative, ha proceduto alla convalida della misura e disposto la custodia cautelare presso la casa circondariale di Caltanissetta per uno degli indagati e gli arresti domiciliari per l'altro. L'intera operazione ha consentito il sequestro di complessivi 2 kg di hashish destinati alla vendita nelle province di Agrigento e Caltanissetta, con un potenziale profitto per le locali consorterie criminali all'atto della distribuzione nelle piazze di spaccio presenti sul territorio per circa 25.000 euro. L'attività dalle Fiamme Gialle nissene ha rappresentato un ulteriore importante risultato del costante impegno nella prevenzione e repressione dei traffici illeciti a presidio della legalità. E sulla messa in sicurezza del fiume Salso a Licata, l'onorevole Cambiano del Movimento 5 Stelle ringrazia la Protezione Civile per l'operato svolto il servizio. Sulla messa in sicurezza del fiume Salso interviene oggi l'onorevole Cambiano di Movimento 5 Stelle licatese, che ringrazia la Protezione Civile per l'operato svolto. Con grande soddisfazione che l'onorevole Cambiano accoglie la definizione da parte del Dipartimento regionale di Protezione Civile delle nuove procedure per l'affidamento di un intervento fondamentale per la sicurezza del territorio di Licata. Con disposizione del 12 febbraio di quest'anno è stato approvato infatti un cambio di direzione nei lavori di messa in sicurezza del fiume Salso nel tratto urbano zona est del comune di Licata, che saranno eseguiti per un importo complessivo di circa 195.000 euro. Grazie a questa disposizione i lavori entreranno nel vivo entro la fine del mese, avviando finalmente un'opera attesa da tempo e ritenuta essenziale per la tutela del territorio licatese. Questi interventi, che l'onorevole Cambiano aveva annunciato già lo scorso anno, si inseriscono nell'ambito dei 30 milioni di euro stanziati dopo l'alluvione del 2016. Si tratta insomma di interventi voluti, sollecitati e destinati al Comune di Licata nel 2017 con un'apposita delibera di giunta regionale, ma rimasti fermo a causa di inefficienze amministrative e burocratiche sia a livello comunale che regionale. Oggi, grazie all'impegno della Protezione Civile, questi progetti stanno finalmente prendendo vita. Per questo voglio esprimere il mio ringraziamento alla Protezione Civile per l'operato svolto e l'impegno profuso alla messa in sicurezza del fiume Salso. È solo il primo di una serie di interventi che rispondono a un'esigenza urgente per il nostro territorio, dichiara l'onorevole Cambiano. Oltre a questo sono previsti lavori significativi, come quelli in atto in Piazza Gondar, Piazza della Vittoria e Piazza Duomo per un importo di 7,8 milioni di euro. Questi progetti includono la realizzazione di una vasca di laminazione a ridosso di Corso Argentina per la raccolta delle acque, un intervento insomma fondamentale per prevenire gli allagamenti e danni in caso di eventi meteo estremi. Un altro intervento importante che riguarda Licata, le frane in Contrada Nicolizia, Carrubella, Santa Zita e Poliscia, per il quale sono stati stanziati oltre 900.000 euro. La Corte dei Conti ha respinto il ricorso della Procura Generale, confermando la storica sentenza che aveva accolto la posizione della Regione Siciliana sulla parifica del rendiconto del bilancio del 2021. Ad annunciarlo è stato lo stesso Presidente della Regione Schifani. La decisione ottenuta lo scorso anno, evidenzia il Presidente Schifani, resta valida. Continueremo a tutelare gli interessi della Regione
Per garantire una gestione corretta dei conti proseguiamo nel percorso di risanamento che ha già portato al quasi azzeramento del disavanzo miliardario che pesava come un macigno sulle future generazioni. La vicenda, continua Schifani, riguarda la sentenza con cui nel 2024 le sezioni riunite della Corte dei Conti avevano annullato una precedente decisione della sezione siciliana, accogliendo le ragioni della Regione per la violazione del contraddittorio e del diritto di difesa. La Procura Generale aveva chiesto l'annullamento della sentenza, sostenendo che fosse stato commesso un errore di fatto che giustificava la revisione del processo. Tuttavia, la Corte ha respinto questa ipotesi, dando ragione alla Regione assistita dagli avvocati Panzarella, Dumas e Pistone Nascone. Si svolgeranno domenica 27 aprile in Sicilia le elezioni di secondo livello per scegliere presidente e consiglieri dei liberi consorzi comunali di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani e i componenti delle assemblee delle città metropolitane di Palermo, Catania e Messina. Lo stabilisce il decreto del presidente della regione Renato Schifani su proposta dell'assessore regionale alle autonomie locali e alla funzione pubblica Andrea Messina. Hanno diritto al voto gli organi elettivi comunali in carica alla data delle elezioni degli enti di area bassa. Le operazioni elettorali si svolgeranno nell'intera giornata del 27 aprile prossimo, dalle 8 alle 22. E oggi, 14 febbraio, si festeggia San Valentino, la festa degli innamorati. Ce ne parla meglio Adriana Licausi. Oggi è la festa di San Valentino, una ricorrenza dedicata agli innamorati e celebrata in gran parte del mondo. La festività prende il nome dal santo e martire vescovo cristiano Valentino da Terni e venne istituita da Papa Gelasio I con l'intenzione di cristianizzare la più antica festività romana dell'Lupercalia dedicata alla fertilità. A regalargli la fama di santo e patrono dell'amore è un episodio riguardante una coppia di innamorati che il giovane vescovo avrebbe incontrato. I due stavano litigando e lui li fece riconciliare facendo volare loro intorno decine di coppie di piccioni. Da questo anche l'espressione piccioncini riferita agli innamorati. La pratica moderna di celebrazione della festa è centrata sullo scambio di regali e messaggi d'amore, le valentine, bigliettini d'amore spesso sagomati nella forma di cuori, stilizzati o secondo altri temi tipici della rappresentazione popolare dell'amore romantico. A dare il via alle Valentine Carlo Dorlia, il quale in una lettera si rivolge alla moglie scrivendole «Mia dolce Valentina». Ma è a Geoffrey Chaucer che viene attribuita l'interpretazione di San Valentino come festa degli innamorati. Un po' ovunque la tradizione impone la cena a lume di candela. In Inghilterra o negli Stati Uniti vanno di gran moda i bigliettini anonimi con innamorati che decidono di inviare fiori o cioccolatini senza rivelare la propria identità. Sempre negli USA si inviano valentine anche al papà, alla mamma, ai fratelli, sorelle e amici e la tradizione comincia alle scuole elementari con bigliettini decorati con i personaggi dei cartoni animati e soprattutto dei fumetti. In Spagna vanno fortissimo le rose rosse, mentre le olandesi ricevono spesso cuori di liquilizia. La tradizione giapponese prevede che siano le ragazze a regalare una scatola di cioccolatini ai ragazzi, non solo fidanzati e mariti, ma anche amici, colleghi di lavoro, superiori. Nei paesi islamici la tradizione è scarsamente diffusa e poco tollerata perché è considerata peccaminosa. In Thailandia tradizione vuole che 14 coppie si sfidino per il bacio più lungo, tentando di battere il record mondiale di 32 ore. Insomma, per San Valentino i baci sono di rigore e non vanno mai censurati. Linea alla regia per la pubblicità. Mosè, la figlia del faraone, è il nazista. Questa è l'ultima fatica letteraria di Enzo Di Natali, che ha tratto ispirazione da una sua visita al campo di concentramento di Auschwitz. Lo abbiamo intervistato. Professor Di Natali, parliamo di questa nuova sua fatica culturale, Mosè, la figlia del faraone e il nazista, che già lei ha avuto modo di presentare presso l'Istituto Rita Levi Montalcini. È un racconto che è stato scritto nell'arco di un mese, nel mese di settembre scorso, dopo una brevissima visita che ho fatto nel mese di agosto
ad Auschwitz, una mattinata ad Auschwitz. È stata un'esperienza straordinaria essere lì ad Auschwitz. E lì ho visto tanto, ho riflettuto su tanto, e alla luce di questa esperienza ho formulato così un racconto, che è un racconto a tre, tra il visitatore, la figlia del faraone e il nazista. Il visitatore che rivolge tutta una serie di domande al nazista, un certo Hans, immaginario ovviamente, e la figlia del faraone che prende le difese nei confronti del popolo di Israele. La figlia del faraone, ricordiamo, fu quella che salvò Mosè dalle acque del fiume Nilo e dunque diede la possibilità al riscatto di Israele e liberarsi dalla schiavitù egiziana. Il romanzo è dedicato al rabbino Toaf di Roma perché è stata una figura straordinaria nell'attività che lui ha svolto come rabbino capo di Roma e poi si è fatto apprezzare in tanti modi. Leggere questo racconto significa anche avere una sensibilità particolare nei confronti di questa donna che fu la figlia del faraone, la quale nella storia della salvezza non è stata, a mio modo di vedere, messa bene in risalto. Qui viene riscoperta, valorizzata ed è quella che prende le difese nei confronti degli ebrei e rimprovera l'ideologia nazista. E alla BIT di Milano di quest'anno il presidente Ancona raccoglie l'assist del presidente Schifani con la priorità al Green Deal, i colleghi di Palermo. Presidente, in gergo calcistico Schifani vi ha servito un assist, quasi palla sul dischetto di rigore, porta vuota, fate il gol. Ecco, perché sto realizzando questa intervista con lei? Perché l'argomento fu iniziato dalla sua amministrazione, dalla sua prima sindacatura. Sì, direttore, precisamente nel 1997 nel mio programma si parlava già della strada dei marmi, quella strada a cui faceva riferimento il presidente Schifani. Secondo me c'è stato anche nell'intervista qualcosa che non è stato molto chiaro, perché si riferiva sicuramente alla strada che da Castello di Baida a Balata di Baida costeggia la parte superiore della riserva, quindi fuori riserva, è chiaramente una strada panoramica e poi arriva a Castelluzzo San Vito Lo Capo, realizzata negli anni 70 addirittura è asfaltata per ben 6 km da Castelluzzo verso Castellammare, verso Balata. Rimangono 2 km circa che sono tracciati, quindi si può passare con SUV o qualche mezzo più particolare, però la strada già c'è. E Schifani si riferiva sicuramente a questo. Quando lei si presentò al programma elettorale, nemmeno si capiva, non si pensava all'importanza di questa strada. Era un progetto che è veramente interessante e importante per valorizzare il territorio castellammarese, soprattutto quello di Balata di Baida, ma non soltanto per la questione di viabilità, perché chiaramente da questa strada si arriva facilmente a San Vito Lo Capo, ma per una questione di bellezza, di panorama, di valorizzazione del territorio. Il Presidente ha sollevato questa problematica e in effetti sono state spese tantissime soldi in quella fase per realizzare quello che si è fatto fino ad ora. E allora valutiamo, i finanziamenti chiaramente la Regione ce li ha, è semplicissimo completare l'opera. Chiaramente dobbiamo capire quest'opera che impatto può avere, questo Schifani credo che l'ha detto pure, è chiaro che un impatto ci sarà, ma allora mettiamo dei paletti, facciamo la strada, facciamo in modo che ci sia una pista pedonale, ciclabile e così via, e poi mettiamo dei paletti, si studia l'ecosistema, non dobbiamo assolutamente danneggiare l'ambiente, riguarda Monte Sparegio che è una montagna anche di pregio, riguarda il comune di Custonaci, San Vito e Castellammare, riguarda la riserva. Però la prima cosa è che c'è un accesso facile, quindi mezzi dei vigili del fuoco, dell'antincendio, della forestale, con approvvigionamento idrico sul posto, chiaramente possono intervenire rapidamente, è una via di fuga. Quindi se ben colgo, lei è favorevolissimo a quest'assist di Schifani, però mettendo dei paletti
affinché quella strada non diventi una bolgia, un motivo per scaturire degli appetiti. Esatto, direttore, lei ha centrato il problema e quindi mettiamo dei paletti. Io posso suggerire, ma chiaramente non è poi compito mio, posso dire la mia. È chiaro che quella è una strada che eventualmente deve essere percorribile, sì, ma solo da mezzi che green. In ogni caso riduciamo il traffico. Impedire assolutamente il passaggio dei mezzi pesanti, mezzi diesel, mezzi a benzina, assolutamente vietato. E poi valorizzare il panorama, le passeggiate. Io ritengo che sia una cosa fattibile e in ogni caso al primo punto io metto sempre la salvaguardia del territorio. Se impiantiamo quella strada pensando subito alla baracchetta con il cocco, con la frutta secca, al parcheggio che deve nascere per ammirare la riserva, a tutte quelle piccole economie che possono nascere, diciamo, non abbiamo capito un bel niente. Un ecoturismo praticamente. Esatto, perché la priorità è la salvaguardia dello zingaro, poi soprattutto la possibilità di intervenire negli incendi, e lì è strategico. Se riusciamo a coniugare queste cose, però salvaguardia assoluta, cioè l'ecosistema va rispettato. Sindaco Fausto, avete parlato in queste ore, dopo questa dichiarazione del governatore Schifani, delle misure da adottare, degli interventi da fare per il credo a Palermo, che cosa nascerà? Abbiamo già affrontato il discorso e lui condivide il mio pensiero su questa questione delle green, però ritengo che sia la cosa giusta da fare. Chi ha in mezzo chiaramente che non inquina può passare tranquillamente, d'altronde nelle grandi città molto spesso nel centro storico si può entrare con le macchine elettriche. Mi pare di cogliere, signori, non ho nulla in contrario al futuro, però salvaguardiamo, non stravolgiamo quello che madre natura ci ha dato. Da impedire che in questo tratto di strada sorgano dei posteggi abusivi, di chi vende bibite e compagnia bella, insomma, queste cose devono evitare. Poi all'uscita dallo strato, fuori dall'area o all'entrata va bene, ma durante il percorso può fare le foto, può fare la passeggiata, ci saranno piccole aree diciamo di sosta ma minime, sempre non private. Dobbiamo capire che la gente viene in provincia di Trapani, dati alla mano, il primo attrattore è la riserva dello zingaro. Assolutamente d'accordo, direttore. In piazza Antonello scoperta la targa che celebra il famoso pittore. Vediamo un'intervista a Enzo Caruso, assessore alla cultura del comune di Messina, realizzata dai colleghi. Una targa che è un altro segno di un percorso di valorizzazione che vede nel brand Messina la figura di Antonello fondamentale per rilanciare questo territorio sotto il profilo turistico. Beh, stiamo facendo uscire dall'anonimato questa piazza dedicata proprio al grande artista conosciuto in tutto il mondo come il più grande pittore del Quattrocento europeo. È un altro tassello che si aggiunge non soltanto per i turisti ma anche per noi messinesi, per prendere coscienza sull'importanza di questo grande pittore, di questo grande artista a cui Messina ha dato i natali, e soprattutto per fare in modo che anche coloro che arrivano in città, passando in maniera obbligata da questa piazza per raggiungere il Belvedere di Cristo Re, abbiano contezza di quello che era Antonello da Messina, e soprattutto anche un'indicazione per raggiungere il museo regionale dove ci sono 2 opere realizzate da lui. Questa targa si aggiunge alle altre che erano state già collocate in questa piazza? Per molti questa era piazza Antonello, ma non tutti avevano ovviamente focalizzato che fosse Antonello da Messina, quindi abbiamo voluto rimarcare la toponomastica piazza Antonello da Messina. E in ogni caso i luoghi di Antonello stanno diventando un percorso che ci condurrà piano piano alla realizzazione della casa museo di Antonello, di cui penso che questa città diventerà, diventerà un punto nodale della cultura. A proposito del museo regionale che è stato citato, c'è un riferimento proprio nella targa. Perché i crocieristi quando sbarcano dalla nave non hanno magari un servizio ad hoc, c'è il tram ma spesso non lo sa, non è pubblicizzato, che li possa portare direttamente al museo regionale? Beh, secondo me bisogna trovare una sinergia che possa consentire di andare oltre alla semplice informazione che diamo qui al welcome point al momento dello sbarco. Bisogna fare in modo che la presenza di Antonello ma anche di Caravaggio in questo nostro grande museo sia una cosa universale. Ci è sembrato assurdo che nel 2021 il sindaco di Caravaggio, invitato qui per i 400 anni, non fosse al corrente proprio queste 2 opere che Messina custodisce,
e ci diceva che i suoi concittadini andavano a Malta per poter vedere Caravaggio, e quindi anche per lui è stata una scoperta, quindi significa che c'è ancora molto da lavorare. Passiamo a Sanremo, il premio dedicato a Enzo Jannacci, riservato alla categoria Giovani Proposte, quest'anno è stato vinto da settembre, presente al festival Paolo Jannacci. Ottimo livello, ovviamente io ho i miei preferiti. Giorgia potrebbe non cantare e vincere qualsiasi premio, anche di sua immaginazione. Stessa cosa l'hai detto con Mengoni negli scorsi anni. No, ho detto che Mengoni... Paragonandolo a un dio greco. Ho detto che oltre che essere bravissimo è bello come un dio greco, ho detto, che è ben diverso, è la verità. Quindi Giorgia per me, quindi premettendo questo, l'ho già detto che mi piace Giorgia? Sì. Sì, l'ho già detto. Quindi premettendo che mi piace Giorgia, l'ho detto, no? Esatto. Fin qui ci siamo. E Massimo Ranieri, che per me è sempre, rimarrà sempre numero uno, e anche quest'anno ha dato prova di uno spessore incredibile. Mi è piaciuto a livello tecnico, a livello strutturale, a livello compositivo anche il pezzo della Rose Villain. Mi è piaciuto molto, e Cristicchi mi ha emozionato, anche lui è stato molto bravo a proporre qualche cosa di intenso e meno legato alle tendenze. Tanti mi sono piaciuti, però questi due mi sono piaciuti in particolar Tema giovani? modo. Giovani mi è piaciuto Settembre, che infatti premiamo. Ah, bene. E si parla molto di intelligenza artificiale, sì, quanto può influenzare ovviamente il settore musicale, ma ti preoccupa più l'intelligenza artificiale o quella umana? È un'ottima domanda, mi preoccupa in questo momento più quella umana, che si rende schiava a volte dell'eccessivo velocità di profitto utilizzando le varie intelligenze artificiali. Potresti fare anche tu un brano facendo un abbonamento, se non mi ricordo quale sito, non vorrei neanche dirlo, però c'è il sito sia dell'intelligenza artificiale Crea Musica, che quelli comunque che creano dei pattern ritmici melodici, tu li monti insieme e hai fatto, è un bel tema musicale, bella melodia, più o meno, finito. Mi preoccupa più quelli che a tutti i costi gli manca un po' la voglia di stare in bottega a creare magari quel suono, cosa che invece tantissimi hanno ancora. Agrigento è il lutto per la perdita di uno dei più importanti esponenti del mondo della cultura, e nelle scorse ore è deceduto il professore Aurelio Patti, figura di spicco della tradizione siciliana. Patti è stato anche fondatore del gruppo Valle dei Templi di Agrigento, ha lasciato un'impronta indelebile anche come musicista. La sua saggezza, eleganza e straordinario impegno hanno arricchito non solo la scena culturale locale, ma anche quella internazionale. Alla famiglia Patti il cordoglio di tutto lo staff della nostra emittente. E questo è tutto per TV Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre per chi ha le smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 alle 20 e replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di Televideo Agrigento. E questo è tutto per oggi e vi auguriamo una buona serata.